Fascia tricolore addosso, i primi cittadini del Veneto orientale, guidati dalla presidente della conferenza dei sindaci Silvia Susanna, sono, assieme ad una rappresentanza di medici di medicina generale dell'US4, i primi vaccinati della campagna antinfluenzale 2022-2023. L'azienda sanitaria ha acquistato 49.200 dosi di vaccino. Di queste, 42.000 sono destinate a medici di famiglia che effettueranno di fatto il maggior numero di somministrazioni. Noi in Veneto orientale abbiamo una tradizione di adesione alla campagna antinfluenzale. Ricordo che circa 30 anni fa siamo stati i primi in regione a fare un accordo in cui noi facevamo tutti i pazienti. L'obiettivo è da un lato superare la copertura di almeno il 60% della popolazione sopra i 60 anni, dall'altro di raggiungere chi soffre di patologie croniche, i cosiddetti soggetti fragili, che al di là dell'età in caso di contagio sono esposti allo sviluppo di forme gravi di influenza. La vaccinazione è poi raccomandata per chi lavora in servizi di pubblica utilità, forze dell'ordine, autisti del servizio di trasporto pubblico, personale scolastico e della pubblica amministrazione. Quest'anno la campagna vaccinale anti-influenzale è abbinata alla vaccinazione per il Covid, la variante 4 e 5. Si può fare nella stessa seduta assieme, ovviamente due iniezioni distinte. Per la prima volta anche le farmacie potranno somministrare gratuitamente il vaccino alle categorie che ne hanno diritto. Al momento sono 10 quelle dell'US4 che hanno aderito all'accordo regionale per la somministrazione gratuita.